Era da poco passata la mezzanotte quando qui alla stazione ferroviaria di Porto Marghera in via della Libertà un 33enne è stato travolto dal treno che sopraggiungeva a velocità elevata nel tentativo di salvare il suo cane che era scappato. Tutto è accaduto in pochi secondi. Il conducente del treno regionale diretto a Verona con 60 viaggiatori a bordo non ha potuto evitare l'impatto. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne stava passeggiando con la fidanzata, entrambi di nazionalità spagnola, insieme ai loro 3 cani lungo la massicciata ferroviaria, quando uno è scappato sui binari. Probabilmente senza pensarci, il ragazzo l'ha rincorso per cercare di prenderlo e salvarlo, senza rendersi conto dell'arrivo del treno che li ha travolti. Le urla strazianti della ragazza che era con lui sono state sentite da alcune persone che attendevano l'autobus diretto a Venezia, alla fermata vicina in via della Libertà lungo la strada che costeggia la ferrovia. A quel punto, con l'aiuto del conducente di un autobus, hanno soccorso la donna che era in stato di shock e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti poco dopo la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e gli operatori del SUEM. Le operazioni di recupero della vittima e del suo cane sono terminate intorno alle 2:30 e la circolazione ferroviaria è ripresa alle 3:10.